Il CPA oggi qui a Favara per un evento per parlare della violenza contro le donne, alla presenza anche del sindaco, di varie personalità del mondo della cultura, psicologi, sociologi, ma anche del questore. Sì, io sono grato sia al sindaco per averci offerto questa possibilità di farlo al Castello Chiaramontano, per l'intervento. Volevo ringraziare il questore, perché il questore, questo è arrivato da poco qui ad Agrigento, e quindi averlo oggi in un confronto con i giovani e con i giovani, come dire, extracomunitari, dove quindi magari la donna è vista in un modo diverso da quello nostro, non né peggio né migliore, però sicuramente diverso, sia l'altro punto di vista, è stato estremamente importante. Abbiamo visto i lavori che hanno fatto questi ragazzi, abbiamo visto quindi i lavori fatti dai docenti assieme ai ragazzi, i video, quello che hanno scritto e quello che hanno detto, e devo dire io sono estremamente contento, perché da parte di questi ragazzi che magari hanno un pensiero diverso dal nostro per religione o per costume, perché quello è un contesto sicuramente diverso dal nostro, avere sentito nei confronti della donna quello che abbiamo sentito e visto, cioè che non esiste la violenza nei confronti della donna, che la donna va amata, ma amata nel senso vero del termine e non nel senso sbagliato, perché talvolta noi confondiamo l'amore con la violenza, ma l'amore e la violenza non vanno in parallelo, l'amore e la violenza sono in contrapposizione tra loro, è stato importante. È chiaro che a tutto questo ha contribuito l'associazione Gloria qui di Favara, che è un'associazione che quotidianamente, che 24 ore su 24 è presente nel territorio e che per certi versi fanno un lavoro che dovremmo fare noi, è un lavoro di volontariato, non è un lavoro chiaramente né remunerato né pagato, assieme a tante altre collaboratrici, psicologi, la stessa Liliana è una Militello è una che mette la faccia in prima persona. Bene, noi dovremmo dire grazie, perché mentre noi magari dormiamo a casa e quindi passiamo una notte tranquilla, loro sono in giro assieme alle forze dell'ordine a trovare una protezione, a trovare un luogo sicuro di una persona che ha subito violenza o che ha rischiato la propria vita assieme magari a qualche bambino o a qualche bambina. Bene, io sono veramente contento. Per noi questa giornata, che oggi è il 27, non è il 25, però era giusto che ci fosse la presenza degli alunni e la presenza di tutti, sono veramente contento e come dire, io mi auguro che da queste piccole cose, si dice spesso la scuola già fa il suo lavoro, però questo problema della violenza è un problema che appartiene solo agli uomini, perché la violenza sulle donne la facciamo noi uomini, bene, però è un problema culturale, c'è un problema che deve mettere assieme la scuola, deve mettere assieme l'associazione, deve mettere assieme il volontariato, deve mettere assieme le istituzioni, quindi i comuni, gli enti locali, deve mettere assieme le forze di polizia, le forze dell'ordine. Bene, se tutti assieme facciamo rete, io penso che riusciremo a sradicare questo, che è una delle cose peggiori che possa esistere, quello di pensare di amare una donna fino ad arrivare al punto di ucciderla. Il nuovo questore di Agrigento ha voluto essere presente a questa iniziativa del CPA, dove si parla oggi di violenza contro le donne. Sì, è un contesto assolutamente importante per me, perché in un contesto dove ci sono i giovani, e perciò è estremamente importante che queste tematiche vengano affrontate insieme ai giovani proprio in chiave di prevenzione, prevenire. Questo è importantissimo perché consente di evitare situazioni che poi potrebbero portare veramente al compimento di reati estremamente gravi. Attraverso il coinvolgimento dei giovani noi possiamo prevenire quello che è un dramma che sta passando nel nostro paese e a livello assolutamente trasversale colpisce tutto il nostro territorio, perciò bisogna assolutamente agire sui giovani. Stiamo vedendo anche diverse campagne stampa, tra cui una recentemente proprio fatta dalla Polizia di Stato, che invita alla collaborazione e alla denuncia. Certamente. La vittima deve assolutamente essere sicura che in noi può confidare in termini di trasparenza, collaborazione e seguire in un percorso che prevede nella denuncia solamente l'inizio. Sì, un'iniziativa importante, perché vedete, in questa settimana abbiamo fatto diverse iniziative, sia qui al Castello stamattina, settimana scorsa, nelle scuole, però quella di oggi assume un carattere particolare, speciale, perché abbiamo la possibilità di confrontarci con diversi ragazzi che vengono un po' da tutto il mondo, ma soprattutto dall'area del Mediterraneo,
Scoprire, parlare e confrontarci sulle differenze è importante. Scopriamo che purtroppo, ahimè, la violenza non è una questione di religione, di cultura, ma è all'interno dell'uomo stesso. L'uomo è violento e spesso si sfoga con quella che ritiene più debole, in molti casi la donna. Ecco, serate come queste quanto sono importanti per discutere su un tema che è sempre purtroppo attuale, la violenza contro le donne? Sono fondamentali perché è importante fare prevenzione. Gli strumenti che abbiamo sono questi: sensibilizzare e prevenire, perché appunto non dobbiamo arrivare al fatto drammatico. E ringrazio per questo il dirigente scolastico del CPIA, ingegnere Santino Lopresti, che ci dà sempre la possibilità di appunto dare voce al Centro Antiviolenza Gloria e fare prevenzione e parlare con i giovani. È fondamentale perché per quello che abbiamo assistito in questi giorni veramente è un dolore vedere che ancora, nonostante tutto quello che si è fatto, c'è tanto ancora da fare. E ci tengo a precisare che da quando è successo quando è successa la tragedia della povera Giulia, sono aumentate le chiamate al Centro Antiviolenza Gloria. Da una parte ci rendiamo conto che si sta prendendo coscienza anche delle cose che prima venivano sottovalutate, quindi chiamate da parte di ragazze, ma anche chiamate da parte dei genitori, delle mamme, dei papà, che allarmati ci segnalano dei comportamenti di controllo, dei comportamenti a rischio all'interno della relazione.